Diversi fascicoli di crisi aziendali aperti sul tavolo della regione che da anni si è dotata di una unità operativa a servizio del percorso di concertazione tra imprese e dipendenti in momenti di difficoltà. Così Valeria Mantovan, assessore regionale al lavoro, ospite della giornata di confronto organizzata a Padova dalla Fondazione Stelline. In Veneto è forte la concertazione pubblico-privato, perciò nella maggiore delle ipotesi riusciamo ad addivenire a delle risoluzioni di mediazione che sono meno traumatiche rispetto a un'azienda che da sola affronta questo momento di complessità. Particolare l'attenzione a chi fa più fatica a entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Ad esempio i giovani che faticano a trovare lavoro con un bando chiamato Giovani Energie Prima e Giovani Energie in Azione oggi, ma anche con un'attenzione particolare al mondo femminile, all'occupazione femminile, dove abbiamo posto in essere il bando pari e oggi 50 e 50, dove appunto puntiamo ad arrivare al maggior numero di donne possibili. Sul fronte della disoccupazione sono 250.000 i beneficiari del programma GOL, ma la Regione è attiva anche nel tentativo di rispondere alla pressante richiesta di manodopera o professionalità che arriva dalle categorie produttive. Attraverso la formazione professionale noi cerchiamo di ascoltare il territorio e tradurre quello che sono le richieste in percorsi di formazione, e lo facciamo anche partendo dall'orientamento, perché chiaramente è da lì che poi andiamo in qualche modo a indirizzare o consigliare, supportare i nostri giovani nell'inserirsi nel mondo del lavoro.